Buongiorno, le principali notizie. La truffa delle crociere, un'agenzia di viaggi catanese sparita nel nulla, prenotazioni annullate, migliaia di euro dei clienti in fumo, una vicenda dai contorni ancora poco chiari. A Catania imprenditori reticenti che non denunciano il pizzo e mafiosi che continuano a impartire ordini dal carcere. Il blitz contro il clan Laudani ha scoperchiato il sistema di illegalità anche nel settore degli agrumi. Sequestrata una discarica abusiva alle porte di Agrigento, i rifiuti di ogni tipo venivano abbandonati e poi dati alle fiamme, 15 persone indagate. L'estate entra nel vivo a Catania anche se con ritardo, aperto al pubblico il solarium del nautico sul lungomare, servizi attivi, ma ancora lavori in corso per ultimare la piattaforma. E caccia al tesoro del Bayesian all'interno del relitto, ci sono orologi, gioielli, ma anche le casseforti che potrebbero contenere le memorie di Mike Lynch, il magnate appunto morto nel naufragio. Il Palermo ha presentato il suo nuovo allenatore, il giorno di Pippo Inzaghi. Darò tutto me stesso per riportare la squadra dove merita di stare. Calciomercato, la conferenza stampa di ieri ha messo in luce come intende operare il Catania, mentre a Trapani sono stati ufficializzati i primi 3 acquisti. Buongiorno, benvenute e benvenute. Dunque un'agenzia di viaggi catanese sparita nel nulla, prenotazioni per le crociere annullate, migliaia di euro dei clienti in fumo, una vicenda dai contorni ancora poco chiari. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Io avevo versato 2.800 euro e loro avevano dato a MSC solo 400 euro. 2.800 euro, noi venivamo ogni mese a portare la quota, quando poi all'improvviso abbiamo trovato tutto chiuso. Abbiamo versato un acconto di 3.200 euro presso l'agenzia Excel Travel, presso il centro Sicilia. Ci siamo recati per saldare l'intero importo presso le Ginestre, il centro commerciale, ma purtroppo l'agenzia era chiusa. Decine di migliaia di euro sparite nel nulla, volatilizzati. Un'agenzia di viaggi piuttosto nota tra gli addetti ai lavori per numero di transazioni e prenotazioni chiusa da un giorno all'altro senza alcun preavviso e titolari irrintracciabili. Lei è la titolare di questa agenzia viaggi? No. Ma a noi ci risulta che lei è la titolare di questa agenzia viaggi? No, perché l'agenzia non c'è più e io non sono la titolare, c'era una società dietro. E infine una ventina di clienti che hanno tutti denunciato, almeno quelli che si conoscono al momento, che alla vigilia della partenza della loro crociera si sono ritrovati senza biglietti e con le loro prenotazioni annullate. Quando noi siamo andati proprio per portare il saldo abbiamo trovato chiuso. È stato MSC a chiamarci a dire non fate nulla, non portate soldi più a nessuno, perché in realtà le vostre quote, nel mio caso 2.800 euro, non sono state versate. Abbiamo contattato il fondo di garanzia, perché è presente nel contratto che abbiamo stipulato presso l'agenzia, e purtroppo siamo venuti a conoscenza che l'agenzia era inadempiente da diverso tempo. In una nota che ci ha inviato il centro commerciale di Tremestieri Etneo si legge che la società titolare dell'attività si è resa morosa di 5 canoni di locazione oltre che le relative spese di struttura. Fino a marzo però titolari e dipendenti, secondo quanto testimoniato dalle stesse vittime, hanno continuato a incassare gli acconti dei clienti ignari di ciò che stava accadendo. Adesso un'altra truffa, questa volta allo Stato, sul bonus facciate. Un imprenditore di Partinico, dunque nel Palermitano, iniziava lavori, incassava i bonus e spariva. Coinvolti anche 5 condomini del quartiere Zen di Palermo. Manlio Viola. Avviavano lavori di ristrutturazione edilizia di facciate con il bonus del 90%, ma dopo aver chiuso i contratti con i condomini ed iniziato le opere, improvvisamente i lavori venivano interrotti. L'azienda però utilizzava la documentazione per completare le pratiche relative proprio al bonus ed otteneva crediti fiscali di fatto non ancora spettanti. In questo modo un imprenditore di Partinico avrebbe compensato debiti con il fisco risolvendo la propria posizione e poi avrebbe ceduto a società finanziarie terze la parte restante del credito vantato, ottenendo denaro contante ufficialmente per finanziare le opere. A scoprire il sistema è stata la Guardia di Finanza di Partinico, che, acquisita la documentazione sui crediti fiscali, è andata a verificare le opere. Fra queste c'erano le ristrutturazioni delle facciate di ben 5 grandi condomini dello Zen di Palermo, opere iniziate e mai finite. I finanzieri hanno potuto accertare che gli amministratori di condominio avevano già segnalato la mancata esecuzione delle opere dopo la prima fase di avvio dei lavori. Le indagini sono riuscite
riuscite in questa fase a impedire la monetizzazione, ovvero che i crediti fittizi venissero incassati sotto forma di denaro contante e dunque la dispersione delle risorse. Per l'imprenditore è scattata la denuncia e il sequestro preventivo per un valore di 1.200.000 euro, ma se il danno all'erario è stato limitato, tante le difficoltà che restano ai condomini con le opere incomplete e in alcuni casi ancora con i ponteggi montati. L'ex procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, morto 8 anni fa, è responsabile delle indagini immediatamente successive alla strage di Via D'Amelio, avrebbe fatto parte di una loggia massonica. Lo sostiene la procura di Caltanissetta, che ha disposto 3 perquisizioni eseguite dal ROS nelle abitazioni riconducibili a Tinebra nel corso dell'inchiesta per i depistaggi successivi appunto alla strage di Via D'Amelio. La procura ha acquisito anche elementi che hanno fatto emergere concreti indizi di una presenza di una loggia massonica scoperta a Nicosia, a cui avrebbe fatto parte anche Tinebra. Imprenditori reticenti che non denunciano il pizzo e mafiosi che continuano a impartire ordini dal carcere. L'operazione della Procura di Catania contro il clan Laudani ha scoperchiato un sistema di illegalità nel settore degli agrumi che soffoca l'economia sana. E sentiamo Adelaide Barbagallo. Se vuoi lavorare in pace, paga, fai quello che ti diciamo e stai zitto. I tentacoli del clan Laudani nella zona di Acireale monopolizzavano il mercato degli agrumi, gli imprenditori acconsentivano al sistema fittiziamente legale e non denunciavano. Zitti però anche davanti agli inquirenti che con l'operazione Lumia, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Catania, ha fatto luce sugli affari del clan. Imprenditori reticenti che in alcuni casi si rivolgevano ai Laudani per risolvere controversie o proteggersi dai furti. Adesso, assieme ai 20 indagati e agli 8 mafiosi arrestati, rischiano guai con la legge pure loro. Noi procederemo contro chi non rende la collaborazione dovuta, perché nel momento in cui si viene interrogati dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria si ha il dovere di rendere delle dichiarazioni vere. Se si rende false, c'è un reato e ci sono delle pene molto severe. Il capoclan Orazio Scuto, sebbene in carcere, gestiva gli affari come fosse un manager in hotel, grazie alla disponibilità di cellulari che gli venivano recapitati in cella con dei droni. Si rileva come dal carcere, come se si fosse in un hotel dal quale si telefona tranquillamente e si danno disposizioni criminali verso l'esterno. Io penso che chi di dovere dovrebbe prendere qualche provvedimento. Bisogna impedire che questi telefoni entrino e bisogna impedire magari che se anche entrino funzionino. Per gli affiliati al clan, Scuto era il papà, a significare il forte legame di appartenenza alla famiglia mafiosa dei Laudani. Adesso vi raccontiamo la storia di Maurizio Di Stefano, il libraio catanese che aveva denunciato il pizzo e ottenuto un risarcimento dallo Stato. Dopo 15 anni, archiviato il suo caso, deve restituire l'indennizzo. Ai nostri microfoni dice: mi sento tradito. Sentiamo Desiree Ferlito. Ha denunciato Maurizio Di Stefano con coraggio, sfidando la mafia, sfidando i suoi estorsori, ma a distanza di 15 anni raccogliamo il suo sfogo amaro, amarissimo. Io dal 2014, da quando è iniziata questa avventura, dal 2010, non mi ricordo più, sono passati 15 anni, sono stanco, punto. Era stato costretto a chiudere la libreria in centro a Catania dopo le ennesime intimidazioni subite. Maturò la convinzione che non c'erano più le condizioni per lavorare serenamente. Io ho avuto anche per un periodo determinato della scorta, avevo deciso assolutamente di cambiare aria e di rifarmi tutto da capo. Andato via dalla Sicilia e ripartita a Bologna, con un'avventura imprenditoriale completamente diversa, ma legata alla sua terra d'origine, un ristorante di cucina con specialità siciliane, Liccu. Ha potuto, dopo una lunga istruttoria, farlo grazie anche ai soldi ricevuti dal Fondo per la solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e usura, 150.000 euro. Il beneficio economico che gli era stato inizialmente concesso gli è stato revocato e ha ricevuto una cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate che gli chiede la restituzione dell'intera cifra. Ma cosa le dovrei restituire? I frigoriferi, la macchina del caffè, l'abbattitore. I procedimenti penali aperti a Catania dalle sue denunce sono andati avanti, ma solo per il reato di usura aggravata, mentre le ipotesi di estorsione inizialmente formulate dalla procura sono state archiviate. Ecco il motivo, che suona come un paradosso.
ho gestito questa cosa, ho gestito il trasferimento a Bologna, ho gestito il trasferimento dei miei familiari e tutto, oggi mi ritrovo con un pugno di mosche in mano. Di Stefano ha impugnato la cartella esattoriale e attende l'udienza nel 2026. Ritengo di essere stato tradito assolutamente, perché io come dovrei restituire 155.000 euro. Come? La Procura di Catania ha presentato appello dopo la sentenza di assoluzione del professore di un'università imputato per violenze sessuali e molestie verbali nell'ospedale Vittorio Emanuele Ferrarotto nei confronti di 8 studentesse. Il docente è stato assolto dalle accuse in quanto, secondo il tribunale, è vero che ha appoggiato i palmi al seno delle ragazze, però non c'è stata una pressione particolare delle mani. Nel ricorso, firmato dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Francesco Camerano, si legge che è illogico parlare di assenza di reato quando è accertato che il fatto contestato è effettivamente avvenuto. Inoltre si censura l'inaccettabile decorso di tempo del processo, che è durato 9 anni per una sentenza di primo grado che ha creato un danno alle parti offese. Adesso ad Agrigento, dove è stata sequestrata una discarica abusiva proprio alle porte della città. I rifiuti di ogni tipo venivano abbandonati e poi dati alle fiamme. 15 persone indagate. Davide Sardo. Un terreno trasformato in una discarica abusiva e poi in un rogo a cielo aperto. Siamo a Serra Ferlicchio, alle porte di Fontanelle, frazione di Agrigento, dove per mesi sono stati abbandonati e bruciati rifiuti di ogni tipo: mobili, plastica, ferro, elettrodomestici e migliaia di dispositivi elettronici. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro dell'area e indagato 15 persone. Il terreno intestato ad un anziano era nella disponibilità di una coppia che gli faceva da badante e che, secondo gli inquirenti, avrebbe gestito il terreno come discarica illegale. Le indagini, avviate mesi fa, hanno scoperto il conferimento continuo di rifiuti dai titolari e collaboratori di attività commerciali. Le telecamere piazzate nella zona hanno ripreso i furgoni mentre scaricavano di tutto in cambio di un compenso in denaro. Quando l'aria risultava satura, i rifiuti venivano bruciati con gravi rischi ambientali. La questura di Siracusa è ancora in grave carenza di organico. L'allarme arriva dal sindacato SIULP. Francesco Loi. Omicidi, tentati omicidi, sparatorie e l'escalation criminale che nelle ultime settimane sta macchiando di sangue Siracusa e provincia. La gente chiede più divise in giro, ma il sindacato di polizia denuncia la grave carenza di personale. La novità è che il Ministero ha risposto con 5 uomini al commissariato di Avola e 5 al commissariato di Pachino, quando invece 50 uomini per il controllo del territorio, per un efficace controllo del territorio, sarebbero appena sufficienti per coprire i pensionamenti. Per cercare di far pesare meno la carenza di organico si fanno gli straordinari, però ai colleghi non viene pagato, a nessuno viene pagato quando va in eccedenza, oltre il limite della capienza che ha la questura. In giro la percezione di sicurezza diventa sempre più bassa. Per invertire il trend, qualcuno ha chiesto anche l'esercito. I militari, che sono professionisti della difesa in scenari di guerra con una preparazione idonea per operare in scenari di guerra, non sono idonei, e noi del SIULP lo abbiamo sempre detto in tutte le salse, per gestire la criminalità spicciola o organizzata e soprattutto l'ordine pubblico. Della stessa idea è il prefetto di Siracusa Giovanni Signer. Raggiunto al telefono ha detto che l'esercito non serve, ma ha assicurato che la tensione è massima. E si sta lavorando anche all'implementazione del sistema nazionale controllo transiti e targhe. Si tratta di telecamere posizionate in strada che passano tutte le targhe ai raggi X. Controlli della task force della polizia nel MAS, il mercato agroalimentare siciliano di Catania. Il blitz, 90 attività commerciali, sono state identificate 522 persone, delle quali 180 già note alle forze dell'ordine. 6 box, riscontrati prodotti privi della documentazione sulla tracciabilità degli alimenti, scattate multe ai titolari per un totale di 9.000 euro e il sequestro di oltre 38.000 kg di prodotti ortofrutticoli, di 648 bottiglie di vino bianco per un valore di circa 120.000 euro. Scoperti anche 3 lavoratori in nero.
Adesso a Trapani il reparto di anatomia patologica ha un nuovo direttore, Angelo Cassisa. Intanto la procura procede con l'incidente probatorio dinanzi al GIP di Trapani che riguarda i referti di 7 pazienti oncologici del trapanese. Sentiamo Laura Spanò. Dopo lo scandalo dei ritardi per i referti istologici all'ASP di Trapani arriva la nomina del nuovo direttore di anatomia patologica. Erano infatti finiti iscritti nel registro degli indagati della Procura di Trapani, oltre all'ex direttore del reparto di anatomia patologica del Sant'Antonio Abate in pensione dal novembre 2024, Domenico Messina, anche altri 7 medici, tutti indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e omessa vigilanza. Adesso il nuovo direttore di anatomia patologica è il dottore Angelo Cassisa, originario di Trapani, ma attualmente direttore dell'anatomia patologica dell'ASL Toscana Centro. Il suo nome è stato selezionato ieri sera al termine dei lavori della commissione esaminatrice. Cassisa è il risultato primo di 5 candidati sia nella graduatoria dei titoli che nel colloquio. L'inchiesta riguardava i referti di 7 pazienti oncologici di diverse città della provincia di Trapani, referti che arrivarono con ritardi di diversi mesi nonostante il rilascio dovesse essere compiuto con urgenza. L'estate entra nel vivo a Catania, nonostante qualche giorno di ritardo, ha aperto al pubblico il solarium del nautico sul lungomare, servizi attivi ma ancora lavori in corso per ultimare la piattaforma. Eva Spampinato. Finalmente è il primo giorno di mare. Ha preso il lettino fronte mare? Sì. Certo, a me godo la vista del mare. I lavori sono ancora in corso, mancano le ultime rifiniture su tutta la struttura, ma l'estate è ormai entrata nel vivo e non si poteva indugiare oltre. Apre al pubblico il solarium del nautico al lungomare di Catania con tutti i servizi attivi, doccia, bar, spogliatoi e servizi igienici. Ci stiamo rilassando finalmente, che questo solarium hanno portato molto ritardo e un po' questo ci ha penalizzato, no? E siamo contenti, tranquilli. Già dalle prime ore del mattino il sole è bollente, quindi urge un bagno a mare, ma subito arriva il problema, le scalette. Ho fatto il primo bagno in questa struttura e ho visto che mancano dei gradini per poter scendere, tutte e 3 scalette. Dove ce ne mancano 2, dove ce ne mancano 3, perché le persone anziane come fanno a salire? Si possono tuffare. Il pubblico spera di far arrivare questi suggerimenti all'assessore di competenza per migliorare l'accessibilità in acqua e soprattutto agevolarne l'uscita. È una bella giornata, sono qui al servizio, sempre pronto per qualsiasi esigenza a intervenire. Ecco. Capitolo Playa, aperte le spiagge libere numero 1 e 3, nei prossimi giorni aprirà ai battenti anche la numero 2, solo a quel punto l'estate catanese potrà decollare. Lo avete sentito, è arrivato il gran caldo, l'anticiclone di quest'anno si chiama Pluto. Nel Focus condotto da Lorena Dolci, oggi le previsioni per l'estate del meteorologo Daniele Ingemi. Con quali soluzioni possono anche le città affrontare e integrare le ondate di calore? Ce lo spiega l'agronomo Annibale Sicurella, mentre dalla CISAL con Antonio Sasso arriva l'allarme per chi è costretto a lavorare ad alte temperature. In onda dopo il TG alle 14.30, in streaming su siciliaweb.it. I vostri messaggi al 342 74 55 005. Breve pausa e poi andremo alla caccia del tesoro del Bayesian, il veliero che ha affondato un anno fa a largo di Palermo. A Palermo messo in sicurezza e caccia adesso al tesoro del Bayesian. All'interno del relitto ci sono orologi e gioielli ma anche casseforti. Sentiamo Marco Gullà. Un vero tesoro all'interno del Bayesian, da domenica ormai in sicurezza al porto di Termini Imerese. Sì, un tesoro perché all'interno del relitto ci sono gioielli e orologi di grande valore. Ci sono i quadri e soprammobili con cui Mike Lynch e la moglie avevano arredato il mega yacht. Nelle cabine, invase da fango e spazzatura, ci sono tutti gli effetti personali delle vittime, ma anche dei sopravvissuti. Ma ci sono anche tablet, cellulari, hard disk che aiuteranno sicuramente gli inquirenti nelle indagini per capire cosa è successo all'interno del Bayesian. E poi le cassaforti, ben 3, potrebbero custodire le memorie di Lynch con i servizi di intelligence americana, inglese e israeliana. Nei prossimi giorni verranno eseguiti gli accertamenti irripetibili con tutte le garanzie previste dell'incidente probatorio. Saranno giorni fondamentali per ricostruire una vicenda ancora con tanti punti oscuri.
Ad Acireale Aldo Cazzullo ha presentato l'ultimo libro, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Il giornalista ripercorre il testo sacro, le sue storie collegandole alla contemporaneità. Emanuela Corsi. Aldo Cazzullo esplora la Bibbia e le sue storie collegandole alla contemporaneità. Il giornalista e scrittore, immerso nel barocco di Acireale, a pochi passi dalla cattedrale, ha presentato il suo ultimo libro, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Intanto è un onore essere in Sicilia, non c'è posto più bello al mondo, quindi non c'è posto più adatto per parlare di un libro profondo, importante come la Bibbia. Del resto basta entrare in qualsiasi chiesa in Sicilia per vedere affreschi, quadri, statue ispirate dalle storie della Bibbia, perché è vero che Dio vieta di riprodurre la sua immagine, però per fortuna noi italiani ne abbiamo disobbedito e ispirati dalla storia della Bibbia abbiamo creato i più grandi capolavori dell'arte occidentale. Nel libro Cazzullo ripercorre episodi chiave come la creazione, il diluvio, Mosè, Davide e Golia, fino alle grandi donne bibliche come Giuditta ed Ester. Con riferimenti all'arte e alla vita moderna, l'autore rende accessibile a tutti la narrazione biblica, portando il lettore a riscoprire le radici culturali e spirituali della nostra civiltà. A dialogare con l'autore nella splendida cornice del largo Giovanni XXIII, Paolo Valentino, editorialista e corrispondente del Corriere della Sera. Un appuntamento culturale che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso. I cittadini sono contenti, tanti non acesi partecipano a questi eventi ed è un momento di incontro, di confronto, di dibattito, di crescita culturale, tutti insieme e quindi di consapevolezza. L'estate accese proseguirà con altri incontri culturali e concerti di artisti di rilievo. Una breve pausa, poi lo sport, il calcio. Oggi è il giorno di presentazione ufficiale per Pippo Inzaghi al Palermo e poi anche nel calciomercato si fa sempre più intensa l'attività per il Catania e il Trapani. Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore. È il giorno di Pippo Inzaghi che dice: darò tutto me stesso per riportare il Palermo dove merita di stare. Marco Gullà. Oltre 2000 persone al Barbera per accogliere Pippo Inzaghi, il nuovo allenatore del Palermo. Un'accoglienza caldissima, in linea con il meteo. E questa mattina le parole del neoallenatore, visibilmente emozionato mentre ringrazia anche la sua ex società, il Pisa. Accanto c'è il DS Carlo Osti. Sono emozionato perché parlare di Pisa per me è speciale. Scusatemi, ma siamo umani. E dopo, quando è arrivato il Palermo, mi si è riacceso subito l'entusiasmo che spero mi contraddistingua. Quello che è successo ieri è qualcosa che non mi ha fatto dormire stanotte, devo essere sincero, inaspettato, immeritato. L'ex attaccante di Juve e Milan, tra le altre, ha parlato della grande responsabilità che sente nei confronti della città e dei tifosi. Vuole riportare il Palermo dove merita attraverso sacrificio, spirito di squadra e lavoro quotidiano. Però sicuramente mi dà una carica incredibile per cercare di far tornare questa città, questo popolo, dove è sempre stato, dove merita di stare. Ho una grande responsabilità nei confronti di questi dirigenti che mi hanno voluto a tutti i costi, che mi hanno fatto sentire molto importante e che si aspettano tanto da me e il mio staff, ma io quello che posso assicurare è che daremo tutto noi stessi per rendere la società, in primis i tifosi, orgogliosi di noi. Il calciomercato inizia a muovere i primi passi concreti. La conferenza stampa di ieri ha messo in luce come vorrà operare il Catania, mentre a Trapani sono stati ufficializzati i primi 3 acquisti. Francesco Triolo. Una squadra costruita ad immagine e somiglianza di Mimmo Toscano, il vestito che il direttore generale Alessandro Zarban ha confezionato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza rossaazzurra e che conferma come il tecnico e il direttore sportivo Ivano Pastore lavoreranno a stretto gomito sui profili da inserire. Un lavoro innanzitutto di sfoltimento della rosa che in questo momento è extra large e che dovrà portare alla vigilia della partenza per il ritiro di Norcia ad avere elementi giusti per lavorare al meglio. Il colpo, tendenzialmente non si cerca il colpo effetto, poi magari lo diventa dopo, quello che magari tu hai preso come un calciatore che non ha effetto, poi invece lo diventa perché in quel contesto funziona particolarmente bene. Se facciamo il colpo delle figurine è più difficile.
Questa è la filosofia. I nomi più gettonati sono quelli, intanto, che ci sono in rosa. Con Inglese si sta discutendo il rinnovo del contratto, al ritorno dalle vacanze si farà il punto, poi c'è Ciccerelli che ha un altro anno di contratto e quindi potrebbe anche rimanere. Bisognerà valutare invece le eventuali offerte per Castellini. Al Trapani i primi nomi in entrata li ha ufficializzati proprio il presidente Antonini sui social. Il centrocampista Giovanni Di Noia, uno dei pilastri dell'Entella che ha vinto dominando il girone B di Serie C, e l'attaccante Francesco Gandolfo, reduce dall'esperienza al Monopoli. Inoltre arriverà anche il 18enne Francesco Podrini, preso dalla D, sul quale c'erano società di Serie B. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Vi lascio al Focus, oggi curato da Lorena Dolci. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.